Sono qui con Nicola Retis, tecnico dell'Hockey Tiene. Nicola, Tiene esce di nuovo vittoriosa qui dalla Palavacari in questa partita di Coppa Italia. Insomma, Tiene ha giocato bene, ha fatto tanti gol, però tu non sei mai contento di come giocano i tuoi giocatori, perché hai sempre qualcosa da dire, visto che ti conosco, che hai sempre da curare il particolare, no? Ma così sembra un po' cattivissimo, in realtà cerco sempre di migliorare gli errori che facciamo, perché la cosa importante non sono quello che va a continuare a complimentarmi con i ragazzi quando fanno giusto, perché sappiamo che dobbiamo fare quello, e quindi cerco sempre di focalizzarmi sugli errori. Quindi abbiamo fatto un buon primo tempo, quello sicuramente. Il secondo abbiamo concesso un po' troppo, sicuramente sul +2 dovevamo stare un po' più attenti sui cambi. Il Montecchio ci ha tenuto testa bene perché non ha mai mollato, e insomma vabbè, noi abbiamo avuto anche delle situazioni favorevoli, quindi hanno colpito un po' di pali e noi ci è andato bene così. Cercheremo comunque di sistemare un po' questi errori difensivi e migliorarli per la prossima partita. Ok, da una parte Navarro e il ritorno di Loguercio, dall'altra parte Marco Ardit, il ritorno di Marco Ardit e Mattia Baggio. Cosa ti senti dire dei nuovi? Lo so che di solito tu non parli mai dei singoli, parli sempre del collettivo, però insomma una parolina su come si sono inseriti questi due nuovi innesti a Tiene, Nicola. No, sono due giocatori che hanno molta visione, molta tecnica, qualità difensiva, chi più in difesa, chi più in attacco. E sono giocatori che anche al di fuori di quello che è la pista sono veramente due pedine fondamentali, perché sanno fare gruppo, stare insieme, aiutare i compagni, quindi sono due bei giocatori che ci siamo portati a casa e spero insomma riescano ad aiutarci. Ultima domanda velocissima, siete i detentori della Coppa Italia, avete appunto la coccarda sul petto, obiettivi di questa stagione a 360 gradi per il Tiene? Beh, sicuramente quella di non far scucire la coccarda sulla maglietta della squadra, quindi di ripeterci, provare a vincerla nuovamente. Non è facile perché tutti ci controllano, ci tengono d'occhio, però questo è sicuramente il primo obiettivo. Poi nessuno vuole perdere, abbiamo costruito una buona squadra e non nascondo che insomma io ci provo, anche se poi non è facile. Proverei anche la scalata da 1, vediamo, strada facendo. Intanto il primo obiettivo. Okay, grazie mille. Grazie a voi.